Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una bruttissima sconfitta contro il Barcellona. Il Barcellona in questo periodo poi ci sta cagando proprio cazzo. Però comunque, detto questo, andiamo subito a cercare il nostro prossimo avversario. Vediamo se riusciamo a riprenderci e raddrizzare definitivamente questa divisione 4. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà il nostro avversario. Che sto giocando poco più che altro. Milan-Napoli. Milan-Napoli. Vediamo se riusciremo a riprenderci contro il Milan. Siamo a San Siro, chiaramente. Luci a San Siro. Ottimo, Anghissà è morto. Caciusto è on fire. E gli do fiducia a Filippo Caciuste. Lo metto in campo dall'inizio. Il nostro avversario gioca con un tridente di fuoco. Tridente di fuoco in centrocampo, non da meno c'è quel cazzo di Vieira, ragazzi. Ogni volta che c'è quel cazzo di Vieira. Sì, lo so, sì, hai ragione. Molto di testa. Molto. Molto gioco di testa. Comunque, raga, quando c'è quel cazzo di Vieira, veramente. Prende pure l'aria che respiri in mezzo al campo. Per moneta. Ma serio? Si parte Milan-Napoli a San Siro, amici. Luci a San Siro. Si parte con Cristiano Ronaldo che muoverà la prima palla. Vierà subito a lanciare per Ronaldo. Rachmani, Mario Rui, Zielinski. Palla per Kvaratskhelia che si gira. Kvaratskhelia prova a far correre Victor Osimhen. Attenzione, Vieira, Kvaratskhelia a chiudere, prova a correre anche su Baresi, niente da fare, attenzione. Marquinhos, il Milan prova a costruire. Costa corta, Caciuste non riesce a chiudere, attenzione Di Lorenzo. Zielinski va in chiusura su Maradona, niente da fare. Mario Rui, bella chiusura di Mario Rui. Kvaratskhelia prova a ripartire Kvara, attenzione Kvara. Prova del dribbling, niente da fare, Shevchenko prova a ripartire. Maradona, grande chiusura di Lobo. Poi prova ad andare a chiudere ancora su Maicon, niente da fare. Mario Rui, c'è Maradona. Rui non riesce a chiudere, Maicon. Cross in mezzo, Di Lorenzo la mette fuori. Arriva Caciuste poi, che allarga per Kvaratskhelia. Attenzione, Kvara, scippato da Baresi. Caciuste, niente da fare. Lobotka a recuperare palla, incredibile. Scende Lobotka, prova ad andare lungo da Kvaratskhelia. Baresi. Santissimo Baresi. Il lancio lungo, attenzione. Mario Rui non riesce a contrastare Shevchenko. Scende Maicon, palla dentro, arriva Caciuste, niente da fare, Shevchenko dentro, cross in mezzo, Di Lorenzo la mette fuori. Mamma mia Vieira, che cazzo stava facendo? Bravo. Ma in realtà penso che lo cambierò prima o poi, perché non sono capace di giocare di ripartenza. Osimhen, colpo di testa verso Zielinski che allarga per Kvaratskhelia. Attenzione Kvara, prova ad allargare, niente da fare. Attenzione Shevchenko, Caciuste. Prova a chiudere Mario Rui, dentro per Zielinski. Prova ad andare da Osimhen. Gran palla di Osimhen, prova il dribbling, niente da fare. Mario Rui, break di Rui a centrocampo, palla per Caciuste che allarga per Lobotka, scende Lobotka. Si ferma Lobotka, Ronaldo recupera palla di Lorenzo, gran chiusura di Giannino Di Lorenzo, palla per Osimhen, Vieira gli scippa anche la mutanda, niente da fare. Maicon prova a ripartire ancora il Milan e ancora il recupero di Mario Rui che va da Kvaratskhelia, cerca Zielinski, dribbling di Zielinski dentro per Victor Osimhen, gran palla fuori gioco. Beccato in offside da guardaline. Contropiede veloce, ok. Potrebbe essere un'idea. Anche se sono molto tentato da Guardiola, però vediamo. Rachmani, Zielinski per recuperare palla, ma Maradona gliela scippa di nuovo.
Sceva ancora, attenzione Maradona, Caciuste prova a chiudere, Caciuste, bella chiusura di Caciuste. Scende Caciuste, cerca Osimhen, si gira Osimhen, dribbling di Osimhen, va da Politano, niente da fare. Prova a ripartire il Milan, Rachmani su Ronaldo, niente da fare, palla dentro per Shevchenko, arriva Rui. Mamma mia, che cazzo tiro ha fatto Shevchenko? Per Rachmani fa ripartire Politano, che si gira Politano, si ferma Politano, secondo me è fallo su Politano, ma è fallo quello, dai, ma come fanno ad andare fallo? Zielinski, attenzione su Piera, Shevchenko, Caciuste, palla per Mario Rui, scende Mario Rui, palla per Zielinski, prova ad alzarla verso Osimhen, gran palla, ma sullo stop, Baresi, recupera. Prova a ripartire il Milan, Maradona, Mario Rui sale su Vieira addirittura, Caciuste, Di Lorenzo prova ad andare in chiusura su Pepe, arriva Caciuste, che la dà a Politano, Politano, dribbling di Politano, se ne va, doppio dribbling di Politano, dentro per Victor Osimhen, si gira Osimhen, va da Zielinski, che cazzo ha preso Maicon, ci ferma sul più bello, Pasquale Maicon, attenzione, Politano, Osimhen, tacco per Zielinski, se ne va Zielo, doppio dribbling di Zielinski, prova ad andare da Osimhen che spara la parata del portiere che non so chi sia, me la sono portata, calcio d'angolo, ma non per come giochi tu, guarda la possessione del gioco non si esclude Osimhen, questo pure è vero, infatti sono tentato, però hai ragione, chiaramente, hai ragione. In realtà non è un allenatore per l'organico del Napoli. Zielinski verso Rachmani che la mette dentro, Kvaratskhelia stava cercando il gol dell'anno. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Stava cercando il gol dell'anno Kvaratskhelia. Comunque stiamo provando un po' a fare la partita, non ci riusciamo completamente. Rachmani su Ronaldo, niente da fare, il maestro. Recupera ancora una gran palla per Zielinski che la ridà a Mario Rui che scende. Mario Rui fino in fondo, spara addirittura il maestro. Niente da fare, Kvaratskhelia recupera palla, Kvaratskhelia al giro. Szczesny. Una bella parata che risponde a una rilancio lungo di Szczesny, Caciuste non riesce a recuperare palla, Lobotka in pressione, Lobotka, attenzione, Lobotka prova ad andare da Politano, niente da fare, attenzione Lobo, riparte Pepe, Caciuste, prova a chiudere su Pepe, Zielinski, break di Zielinski, grandissimo Zielinski, fa correre Politano che cerca Victor Osimhen che spara! Victor Osimhen 1-0 allo scadere del primo tempo, passiamo noi con un gran contropiede, 1-0 ragazzi, 1-0 Victor, finisce il primo tempo, passiamo noi, anche abbastanza meritatamente secondo me, infatti non sono proprio io, assolutamente. Secondo tempo Osimhen muove la palla verso Caciuste, attenzione, palla per Nathan, allarga Nathan verso Mario Rui, scende Mario Rui, si porta la palla fuori, grande Mario. Attenzione, Kvaratskhelia prova ad andare a chiudere, non riesce a sporcare la palla, Caciuste in chiusura, Nathan riesce ad andare bene il Milan, attenzione con Maicon, e poi Mario Rui recupera una gran palla e prova ad andare a Kvaratskhelia che parte in contropiede con Osimhen, Osimhen la riappoggia a Kvaratskhelia che prova a ridare la dosi, con un po' di fortuna prende palla Osimhen ancora, appoggia dietro a Mario Rui, cross di destro di Rui, perché non si sa, azione transizione gestita malissimo, qui gran recupero di Lobotka, palla per Politano che la butta sul primo palo, Szczesny, miracolo di Szczesny, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Miracolo di Szczesny. Zielinski andrà da Amir Rachmani, Zielinski per Rachmani che proverà a rimetterla dentro, c'è il maestro Politano, poi la appoggia, facile in porta ragazzi, Matteo Politano, 2-0, provano a ripartire ancora con Maradona, Zielinski
Proviamo a chiudere, Zielo ancora, palla dentro, Zielinski, poi fa correre Kvaratskhelia, dribbling, Kvara se ne va Kvaratskhelia dentro per Osimhen che non è in fuorigioco, scende Osimhen appoggia Polito, che cazzo mi sono mangiato? Era sicuro di averla piazzata dove il Che portiere cazzo mi sono non sarebbe mai mangiato? arrivato. Si sbagliava Fabio. E siamo al loro terzo Che corner. cazzo mi sono mangiato? Sì, hai ragione, ho letto. No, d'accordo, ma non ho proprio tempo. Attenzione Osimhen, palla per il maestro! E il maestro Mario Rui ci porta a 3-0, ragazzi. 3-0. Il maestro da calcio d'angolo colpisce ancora. Rachmani, attenzione Zielinski, niente da fare. Caciuste prova a chiudere, Maradona, tiro Meret. Non si passa, grande parata. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno. San Meret. Non c'è riuscito. Facciamo qualche cambio, ragazzi, mettiamo un po' di forze fresche. Vediamo un poco. Facciamo giocare Giacomo Raspadori, non gioca da un po', dentro Politano. Mettiamo Kvaratskhelia a destra, cioè fuori Politano, vedi? No, ci siamo capiti. E dentro anche Ngong per Lobotka, anche se Zielinski è un po' stanco. Però va bene così. Vorrei mettere io Mario Rui, Icon over 100. Ma magari. Tanto facciamo giocare anche un po' Olivera. 3, io vorrei mettere quasi anche il Ciolito, ma sì, dai, facciamo giocare un po' il Ciolito e fare un'ultima sostituzione. Ngong, no, Lindstrom, no, forse va bene così. Dendonk, no, va bene così, dai. Bene così, torniamo al match, andiamo a chiudere questa partita. Sostituzione per il Milan. Andiamo a chiudere questa partita, attenzione. Numero 15, cambio di giocatore. Maradona dalla bandierina per il Milan, attenzione, calcio d'angolo, va Caciuste che colpisce Kvaratskhelia, però lascia la palla pericolosamente lì e poi si frappone fra lui e la porta sul tiro di Vieira. Attenzione, palla recuperata da Traoré, grande Rachmani, poi Traoré per Raspadori, prova a mettere dentro, entra a fare Zielinski, dietro Zielinski, 4-0. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Pietro Zielinski, 4-0. Che iniziativa, che senso del gol. Attenzione, Zielinski, Raspadori recupera una gran palla, Raspadori dentro per il Ciolito. Marquinhos prova a recuperare, attenzione, Raspadori, Zielinski in chiusura, Caciuste, palla per Raspadori, si gira Raspadori dentro per Zielinski che fa correre subito il Ciolito. Szczesny blocca e fa ripartire il Milan, ma Caciuste non ci sta, appoggia la palla a Traoré che prova ad andarsene, Traoré cerca Giacomino Raspadori, gran palla di Traoré con Raspadori che rientra, l'alza per Kvaratskhelia, secondo gol stagionale per Kvaratskhelia. 5-0 ragazzi, stiamo dilagando. Di Lorenzo riesce ad andare a chiudere anche questa volta, palla per Kvaratskhelia, niente da fare, prova ad attaccare ancora il Milan, Vieira, Maradona, attenzione, provano ad attaccare loro, Di Lorenzo, chiusura qui di Traoré, palla fuori con Di Lorenzo che cerca Kvaratskhelia, dentro per Traoré che va dall'altro lato, la palla non arriva a Raspadori, palla dentro Caciuste, gran chiusura ancora, Traoré allarga per Zielinski che scende, la dà Raspadori, ancora palla per Zielinski, scende ancora Zielo, palla ancora per Giacomino Raspadori che l'alza male. Attenzione, palla recuperata con Traoré che appoggia Zielinski che cerca Giacomino Raspadori che la dà Zielinski che la tira Raspadori, entra Raspadori, tutto facile, e il Ciolito mette la fogliolina di basilico sulla pizza, ragazzi, già al 78esimo. 6-0, primo gol del Ciolito Simeone e penso che l'abbandono è stato anche ritardato, ragazzi.
Ciao Barra. Sì, ma anche meno. Minchia. Bene così ragazzi, 6-0 al Milan, ci vediamo alla prossima puntata.